Adesso passiamo la parola alla prima donna del nostro panel, che è Yasmin Ali Haddo. Allora, buongiorno, sono Yasmin, ho 22 anni, arrivo da Arezzo e sono ad oggi la seconda generazione italiana di quella che è stato un post-colonialismo italiano in Somalia. Sono oggi qui a rappresentare quella che è l'Associazione Culturale Somala e ovviamente non ne faccio parte, però rappresenta la mia mamma che ne fa parte e la sua amica che è la vicepresidente dell'associazione. Allora, scusatemi l'ansia, ad oggi vi voglio parlare di quello che comunque è il rapporto che è stato dell'Italia con la Somalia. Inizierei parlando del fatto che l'Italia arriva in Somalia presto, tanto presto, inizia i primi contatti che ci sono stati con la Somalia da parte dell'Italia sono stati nel 1800, poco dopo il 1869, dove ci sono stati i primi contatti anche dell'Italia con l'Eritrea. Il primo protettorato c'è stato poi nel 1888 e rappresenta comunque questo tema, rappresenta comunque un tema delicatissimo per quanto riguarda le persone somale, perché ad oggi comunque ci ritroviamo in una situazione in cui non possiamo dire di avere o di aver avuto una politica o delle istituzioni politiche importanti anche dovute al colonialismo italiano. Allora, comunque vorrei ricordare come il primo stato fallito della Somalia è anche purtroppo dovuto a quello che è stato il fascismo in Somalia, fascismo che tutti quanti sappiamo sia arrivato in Italia nel 1922 con la marcia su Roma e che poi ha portato De Vecchi ad andare in Somalia come generale italiano, insomma. Terrei a dire che comunque dopo la fine della seconda guerra mondiale ci ritroviamo in una situazione in cui Etiopia e Eritrea raggiungono la propria indipendenza, cosa che in Somalia non succede, anzi, e ci ritroviamo comunque nella situazione in cui e ci troviamo comunque in una situazione in cui bisogna costruire un impero poi per quel che è dalle ceneri, insomma, della seconda guerra mondiale. Il fascismo aveva comunque cercato di affermare comunque attraverso la propaganda di regime quello che poi è stato l'impero immaginario dell'Italia in Somalia e le autorità repubblicane avevano comunque faticato ad avere l'amministrazione fiduciaria della Somalia e nel 1950 abbiamo un mandato decennale che comunque assegnava all'Italia la trascrizione postcoloniale del paese e comunque al Regno Unito del Somaliland, che è un pezzo della Somalia. Comunque questa esperienza amministrativa è stata oggetto di oggi controversie perché è cessato per l'appunto alla fine della seconda guerra mondiale e non solo ha comunque diviso l'africanista all'interno comunque dell'Accademia Italiana, ma anche più in generale sotto la politica estera e di quella della cooperazione. L'amministrazione fiduciaria italiana è comunque al netto delle critiche comunque, o degli elogi opposti, cioè degli espressi dalle opposte fazioni, è stata al contempo comunque una positiva riscossa, in quanto dal passato coloniale e un tentativo neocoloniale di costruire ed esercitare un ruolo di indirizzo sulla giovane Repubblica Somala. Se comunque all'Italia va riconosciuto il fatto che in 10 anni di ingenti risorse umane e di materiali per dotare comunque la futura amministrazione somala degli strumenti necessari a gestire l'indipendenza, non può essere sottaciuto che il modello politico e istituzionale trasferito ai somali abbia comunque rappresentato non solo una forzatura rispetto alla fisionomia sociale
alla quale la Somalia era abituata, comunque la Somalia è sempre stata abituata ad avere clan come capi della società, cosa per la quale poi è stato anche difficile per l'Italia riuscire a portare quello che poi era una politica europea, diciamo, e soprattutto che comunque questa abbia causato interminabili conflitti sociali, conflitti anche politici e violenze che poi caratterizzano la storia somala, sino comunque ai giorni nostri. L'Italia non è comunque riuscita a cogliere ai tempi i segnali della crisi della politica somala e comunque tutto ciò avveniva dopo quella che dovrebbe essere stata l'indipendenza somala, che in effettivi termini arriva nel 1960. Perché comunque non riusciva ad arginare quella che era la corruzione, che comunque dilagava sempre in ambito istituzionale ed essa fin dunque per essere percepita più come un fattore destabilizzante per quello che era l'instabilità del paese somalo. Sharmaki, che era tra l'altro il primissimo presidente della Repubblica Somala, fu Adam Abd Allah Udmandar ed era conosciuto come Adam Abdi, e assunse comunque i poteri dopo essere stato eletto nella primissima assemblea legislativa, che lo aveva comunque acclamato al proprio vertice nel 1969. Venne comunque sconfitto alle presidenziali nel 1967 da Sharmaki, che poi viene assassinato nel 1969. Poco dopo un golpe riuscì a portare a potere Siad Barre, che ad oggi è riconosciuto come uno dei generali con cui l'Italia ha sempre avuto, soprattutto all'inizio, un buon rapporto. Le dinamiche politiche della guerra fredda comunque dettarono il passo dei successivi 20 anni di rapporto con la Somalia, nei quali comunque la prima fase di autoritarismo moderatamente modernista lasciò il posto al nazionalismo e infine, dopo la fallimentare guerra in Ogaden, al declino di Siad Barre e dell'intera Somalia. L'Italia riuscì, non senza difficoltà, a mantenere un rapporto mediamente stabile con Siad Barre, nonostante i mutamenti